Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento de Il Tè con i Missionari, la nostra rubrica che grazie alla Tenda TV che ci ospita in questo nuovo scenario di questo periodo quaresimale accompagna questo tempo di preparazione alla Pasqua. Il senso è quello di poter dar voce a delle testimonianze, a dei testimoni del Vangelo, testimoni missionari, persone che hanno scelto di allargare il cuore oltre i confini. E questa volta, pensate, saremo in collegamento con un ospite particolare che è in Thailandia, Don Raffaele Sandonà. Ciao Don Raffaele! Buonasera, ciao Maria Grazia. Ciao Don Raffaele, benvenuto. Insomma, dalla Thailandia, no? C'è un bel po' di distanza tra la nostra diocesi e la Thailandia, insomma. Sì, Allora, perché no? qualche Vai. decina di migliaia, qualche migliaio di chilometri. Direi proprio di sì. C'è anche un fuso orario abbastanza differente, quante sono? Saranno 6 ore avanti rispetto a noi, quindi insomma un po' di complicato. Allora, Don Raffaele, noi questo pomeriggio, questa sera, vorremmo così introdurre e far conoscere meglio questa esperienza del Triveneto in Thailandia. Lascio subito a te la parola perché tu ormai sei lì da tantissimi anni, quindi io non c'ero quando è nata la missione, tu sì, e quindi se ci racconti l'inizio e dopo ci racconti un po' di vita dopo. Sì, la missione in Thailandia è nata negli ultimi anni degli anni 90 e primi anni 2000, no? Per cui io ero in seminario, per cui non è che non ero presente in Thailandia, ma ho sentito subito parlare di Thailandia ancora quando ero appunto in seminario maggiore. E la missione è nata come collaborazione delle 15 diocesi del Triveneto, per cui non è, io sono di Padova, della diocesi di Padova, ma mi sento parte appunto di questo progetto più ampio, per cui sono qui a nome anche della diocesi di Vittorio Veneto e di tutte le altre 15 diocesi del Triveneto, che sono appunto che corrispondono alle diocesi del Veneto, del Friuli e del Trentino, no? Per cui è un progetto ampio che è partito tra collaborazioni particolari in concreto fra i preti di Vicenza, Padova, poi si è aggiunta la diocesi di Belluno e poi ancora Verona, per cui c'è stato anche un avvicendamento per ora, finora, di 7 sacerdoti che si sono avvicendati in questa missione, che è nata appunto nel desiderio di portare anche nella spinta di quel tempo che si parlava appunto dell'Asia come frontiera della missione e del cristianesimo anche, no? Per cui è nato come aiuto proprio come apertura verso l'Oriente, ecco, dall'intuizione un po' dei vescovi di allora, in particolare di Pietro Noni, Sant'Antonio Mattiazzo, ma poi tutti i vescovi del Triveneto che hanno accettato volentieri di partecipare a questo progetto. Sì, sono d'accordo che è proprio una sfida perché anche, credo, anzi sicuramente una delle pochissime esperienze che vede raccogliere insieme fidei donum di diocesi diverse, quindi veramente è una grande ricchezza che ci impone, no, anche di superare quella logica territoriale. E se da una parte però è una cosa molto bella che arricchisce, magari ci dici in che modo questa cosa ci arricchisce, se ci aiuti a capire, ma dall'altra anche quali sono le sfide, no? Nell'affrontare questa dimensione. Se ci racconti un po' questo. Penso che questa missione appunto è originale per diversi motivi. Innanzitutto per il luogo in cui ci troviamo, perché comunque penso che siamo gli unici fidei donum preti diocesani in Asia. Generalmente le missioni in Asia sono affidate alle congregazioni religiose missionarie, tra cui i sacerdoti del Pime e poi le missioni estere di Francia, i gesuiti, altre congregazioni, no? Mentre appunto l'originalità di questa missione è sicuramente il luogo, perché come Fidei Donum è sempre stato
data precedenza ad altri paesi che magari hanno anche più necessità concrete di aiuto per quel che riguarda per affrontare certe sfide anche sociali e di povertà, no? Tipo l'Africa, tipo l'America Latina. Ecco, quindi l'originalità è questa. La seconda originalità grande è proprio quella di essere una collaborazione fra 15 diocesi che non è stata facile, non è ancora forse maturata in pieno, ma che è sicuramente una ricchezza perché ci porta a dire siamo un'espressione di un'unica chiesa, tanto più che appunto a livello di Triveneto già appunto i vescovi si riuniscono nella conferenza episcopale triveneta, poi i vari uffici e vari servizi pastorali comunque hanno le loro reti di collaborazione, tanto più a livello missionario, poi anche in una situazione in cui la scarsità anche del clero sempre più presente può essere anche una ricchezza in più perché alcune diocesi magari non riescono ad esprimere concretamente un invio in missione, però appunto il collaborare insieme diventa sempre più prezioso, tanto ci se ne accorge in Italia anche a livello civile, no? Dove si mettono insieme i comuni, anche le province cercano di reti di collaborazione, tanto più anche a livello ecclesiale siamo chiamati a stabilire queste reti che sono frutto appunto di comunione, che possono portare anche a frutti di comunione e a ricchezze reciproche, perché sicuramente le tradizioni anche locali delle nostre diocesi sono differenti, ma che possono essere di fortificazione vicendevole, di fortificarci nella fede, di arricchimento reciproco. Ecco. Ascolta, Don Raffaele, potresti un po' raccontarci, anche citando qualche nome, dove siete arrivati, con che diocesi state Sì. lavorando lì in Thailandia e dove siete adesso? Perché in questi anni c'è stata un'evoluzione, no? Quindi ci sono stati dei Allora, passaggi significativi. Vogliamo raccontarli, no? Condividerli perché così le persone capiscono anche la realtà che state vivendo. volentieri. Volentieri. Allora, la missione è nata appunto con la partenza di Don Piero di Vicenza, Don Bruno Rossi di Padova, insieme a Don Lorenzo anche a quel tempo, e sono partiti nell'anno 90, tra il 99 e il 2000, e poi è nata, e questa la missione si colloca nel nord della Thailandia con la diocesi di Chiang Mai. È nata su anche una collaborazione insieme al PIME che all'inizio ci ha introdotti in questa realtà e ci hanno affidato una porzione di una loro parrocchia che poi il vescovo locale ha eretto a parrocchia affidata proprio ai sacerdoti missionari fidei dono del Triveneto. Ecco, la specificità di questa parrocchia poi è stata un lavoro che appunto di prima evangelizzazione, per cui davvero possiamo dire che l'esperienza è simile un po' a quelle che sono l'inizio delle prime comunità, perché comunque le comunità di cristiani che ci sono state affidate a quel tempo avevano una vita di comunità cristiana, appunto erano nuclei nati giovani, insomma, che avevano appena i primi battezzati avevano sì, no, 15-20 anni di esperienza di vita cristiana, per cui sono comunità che sono cresciute, che stanno ancora crescendo e sono formate per la maggior parte nella situazione in cui eravamo noi mm, da cristiani, da persone di origine, di varie origini, no? Nel senso anche di provenienza etnica diversa, per cui la nostra parrocchia aveva lavorato molto nella parrocchia di Chehom, che forse qualcuno che ci sta ascoltando avrà già sentito, perché appunto negli anni è stata molto pubblicizzata, si è parlato molto perché appunto era l'unico centro in cui lavoravamo e la parrocchia di Ceoma era formata da diversi gruppi etnici e il lavoro missionario, oltre che appunto l'evangelizzazione si è radicata soprattutto anche grazie al lavoro di carità, al lavoro sociale,
per cui un grosso impegno è stato fin dall'inizio entrare in comunicazione con queste varie etnie che erano anche un po' discriminate a livello sociale e politico anche, ecco, e non avevano tanto sostegno dallo Stato a quel tempo lì. E poi pian piano appunto i missionari del PIME, anche noi insieme siamo entrati, abbiamo dato la possibilità di creare dei programmi soprattutto per la scolarizzazione, anche perché i giovani spesso di queste etnie che si trovavano anche in situazioni particolari perché spesso non avevano ancora la cittadinanza, essendo etnie che sono immigrate in Thailandia durante i tempi passati, soprattutto nel secondo metà del Novecento, dopo la seconda guerra mondiale, quando ci sono state soprattutto la dittatura in Birmania, la dittatura militare negli anni 70-60, ecco, sono emigrati qui e per cui erano in una situazione di emarginalizzazione sociale e spesso appunto alcuni erano anche senza cittadinanza, senza diritti, senza nessun tipo di documento, per cui l'aiuto della missione è stato molto importante anche in questo senso, dare una dignità a queste persone, aiutarli ad avere coscienza dei loro diritti e nello stesso tempo anche appunto accedere alla possibilità di avere la cittadinanza e poi aiutare i giovani a poter studiare, entrare nelle scuole sempre di più, per cui la missione infatti è stata caratterizzata tanto anche da questi centri per ragazzi e studenti, tipo collegio. Poi dimmi quando vuoi bloccarmi, io No, no, intanto continuo. tranquillo, tranquillo. No, stavo pensando Ecco, mentre parli che questa esperienza, adesso ci racconterai cosa è successo dopo, ma continua questo supporto, no, a questi nuclei, a questi giovani, a questa sì. comunità, vero? Dopo ci racconterai Sì, anche sì, questo. a volte sto parlando magari al passato perché appunto ci sono stati dei passaggi nel frattempo che adesso anche vado un po' a spiegare, no? Portarci. Nel senso che Vai. la missione da questo gruppo, da questo nucleo originale di CEOM, poi è cresciuta un'altra parrocchia, è nata un'altra parrocchia che si è vista un po' la necessità da parte di chi era allora nel 2011-2010, si è vista la necessità di creare anche un'altra parrocchia perché nella provincia di Lamphun, questo perché in quella provincia lì, che è una delle province della diocesi, naturalmente stiamo parlando di spazi e territori che magari ci sono un po' più diversi insomma da quello che immaginiamo in Italia, no? Per cui anche la diocesi di Chiang Mai a quel tempo, adesso è stata divisa in due diocesi, però a quel tempo comprendeva appunto la bellezza di 6 province, 7-8 province, per cui era un po' come tutto il Triveneto, ecco, come estensione, con distanze fra parrocchie enormi, ecco, e anche quindi una situazione di... e nella provincia di Lamphun, una di queste province della diocesi, non c'era nemmeno una presenza cattolica, o meglio, c'era la presenza di qualche cattolico, ma non c'era ancora una parrocchia, neanche una chiesa, ecco perché allora i missionari del Triveneto, in particolare Don Piero allora e Don Giuseppe di Verona, hanno proposto al vescovo di costituire una parrocchia a Lamphun e questa è stata affidata appunto al nostro impegno missionario. Nel frattempo, negli anni sono passati, dopo 22 anni abbiamo deciso anche di riconsegnare la parrocchia insieme ai vescovi del Triveneto e abbiamo deciso di riconsegnare la parrocchia a livello pastorale, la parrocchia di Ceom, alla diocesi, no? Per cui il nostro primo polo impegno un po' è stato affidato ai preti locali, ecco perché sto parlando un po' al passato di quell'esperienza lì, anche se continua ancora, perché ad esempio continuiamo anche a sostenere con i sostegni a distanza, con l'aiuto anche di alcuni benefattori di Vittorio Veneto e non solo, di altre diocesi, continuiamo a sostenere i ragazzi in questi centri, in particolare attualmente ne sono rimasti due. Uno è affidato al sacerdote locale, al parroco locale, mentre un altro centro è affidato a Don Bruno, che nel frattempo, appunto, prima 4-5 anni, anche di più, 10 anni prima della consegna della parrocchia, no, in questo centro di Ceom si erano creati anche dei progetti sociali che dopo anticipavano un po' allora forse, ma poi con la Laudato Si si sono anche più chiarificati, no, con
enciclica del Papa, questi progetti che vanno a sostegno dell'agricoltura biologica, del sostegno di progetti di aiuto alla gente perché per promuovere un stile di vita sostenibile, e in più appunto anche perché con questi progetti, appunto in particolare è nato il progetto del caffè, che praticamente si coltivava il caffè, noi abbiamo iniziato a promuovere questa, da buoni italiani, abbiamo iniziato a promuovere questa coltivazione in più, e anche a dire vabbè, cerchiamo anche di questo prodotto di valorizzarlo. E poi è nato allora il caffè della missione, la tostatura del caffè, si compra un caffè, il caffè a un prezzo equo solidale, cioè dai contadini, e poi si tosta il caffè, con il ricavato si aiutano gli studenti, si aiutano altri progetti nei villaggi per promuovere appunto altre situazioni, cioè per aiutare in situazioni di povertà o situazioni di bisogno. Don Raffaele, vi Ecco, interrompo perché dalla regia è arrivata questa idea invece di fare il tè con i missionari, di fare il caffè il con i caffè missionari, il commissionario, caffè che arriva però dalla Thailandia. Questo è Federico che ha queste idee. vedi, Ci però sta ecco, però. Ma ringraziando, no, ecco, a proposito invece del caffè, dopo questi progetti Laudato Si, che con Don Bruno Rossi ancora continuano lì a CEOM, si sono ingranditi, poi è nato anche il tè, ecco, per cui abbiamo anche la mm. produzione di tè locale molto buono, E poi allora abbiamo restiamo sul tè, anche. Federico. È deciso, restiamo Ecco, sul tè. possiamo restare sul tè, anzi potremmo mandarvi il nostro tè da bere insieme in Sarebbe... redazione. Ma no, ma seriamente, questi prodotti sono per diciamo, l'utilizzo locale o vengono anche esportati in qualche modo al No, momento? beh, esportare il caffè in Italia sarebbe come importare l'acqua nel mare, insomma, nel senso che il caffè in Italia è una cosa che. Però ecco, il tè in futuro magari potremmo pensarci, perché no? Anche perché è Eh? una bevanda sempre più apprezzata in Italia. Sì? Poi adesso c'è il progetto del cacao addirittura, per cui in futuro potrebbe Bello. entrare anche il cacao. Stiamo coltivando queste piante di cacao e abbiamo iniziato a fare la prima cioccolata molto buona anche. Wow, wow, wow. Ecco, per No, ma cui potremmo promuovere così, quando durante i periodi forti noi promuoviamo i progetti, invece di solo magari pensare a una raccolta di finanziamento, potremmo usare anche questi prodotti per così rinvogliare le persone ad aiutare, certo, beh, che non noi è come solo una questione missionari. economica. Dimmi. Noi come missionari quando torniamo in Italia riempiamo le valigie di caffè o di altro o di tè, Bene. per cui è un modo Allora anche per, lo appunto, per prenotiamo anche noi a condividere. Vittorio per sostenere. Ascolta, veniamo a noi. Va Allora, bene. adesso in questo momento chi siete? Allora, siete a Lampun, Allora, in questo chi siete momento presenti e cosa state facendo? appunto, beh, sono io di Padova, Don Raffaele Sandonà con Don Bruno Rossi. Don Bruno Rossi è ancora nella realtà di CEOM, che continua questi progetti sociali, questo che adesso sono stati raccolti sotto il nome appunto di Progetto Laudato Si. È stata creata una cooperativa, una specie di cooperativa, una specie di azienda sociale, e lì dà lavoro intanto lì presenti sono 15 persone, appunto, quindi il lavoro al personale lì presente. In più questo centro è anche un centro di accoglienza ancora per i ragazzi dei monti che hanno bisogno di essere lì per lo studio. E poi poi c'è a Lampun, allora la parrocchia che vi dicevo che è stata fondata da Don Giuseppe, Don Piero, dai preti del Triveneto, poi è passato Don Attilio De Battisti di Padova. Adesso è presente invece, ecco, attualmente sono presenti Don Bruno Soppelsa di Belluno, quindi Don Ferdinando Pistore di Vicenza, ecco, che è arrivato nel 2019, quindi non sono tantissimi anni. Io invece ho un incarico un po' particolare, che mi trovo appunto nella parrocchia della cattedrale di Ciammai, dove faccio da un vicario parrocchiale, aiuto il parroco, c'è un altro cappellano anche, e in più mi hanno anche aiuto in diocesi come economo diocesano, insomma, da 2 anni, per cui sono un po' più in città io, ecco, ho perso la dimensione, no, mi sono staccato dalla dimensione della missione
in mezzo ai villaggi e la gente che comunque continua a mantenere rapporti e tutto, però ecco, io ho un incarico un po' più particolare che ha il suo valore anche il mio, nel senso che trovo anche a livello personale e missionario, penso degli stimoli importanti, anche se diversi magari da quello che immaginiamo di missione. Però è interessantissimo anche il lavoro qui in città, dove possibilità anche di incontrare, per esempio la domenica a me hanno affidato un po' anche il seguire un po' la presenza degli stranieri qui in città, per cui la domenica c'è la messa in inglese alle 11, dove ci sono i gesuiti che vengono a celebrare concretamente, ma io faccio un po' da punto di riferimento per queste presenze di stranieri che sono qui fissi o di passaggio, insomma. Per cui la domenica ho la possibilità di incontrare il mondo dentro questa città, perché incontro gente sia dall'Asia, da Singapore, dalla Corea, dall'America Latina, dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia. Ecco, per cui trovo ogni settimana, anche questa è una missione, insomma, e poi anche faccio da riferimento per quel che può essere i servizi necessari a queste persone, soprattutto per quelli che vivono qui, tipo battesimi, matrimoni, quel che può servire, insomma. E in più incontro appunto l'economo in diocesi che mi ha aiutato anche ad essere più incardinato nella diocesi come Fidei Donum. Noi abbiamo lo specifico di non essere appunto una congregazione, ma siamo qui per costruire la chiesa diocesana e dei ponti fra chiese sorelle, per cui il fatto di quello che faccio in diocesi mi ha messo un po' più in contatto dentro il clero locale, le comunità, ho conosciuto di più la diocesi da vicino, anche con le problematiche, quel che può esserci, e in più appunto ho la possibilità di fare questo. A Lamphun, tornando, scusami, mi sto facendo magari un po' di salti, però per chi non conosce la realtà magari è un po' difficile seguire, però ecco, a Lamphun dove Don Bruno Soppelsa e Don Ferdinando Pistore lavorano, è una realtà invece di prima proprio missione, perché la parrocchia è molto piccola, nel senso non di dimensioni geografiche, piccola nel senso che non ci sono tante, la presenza cristiana è particolarmente contenuta, nel senso saranno una cinquantina di fedeli thailandesi e avranno più di un centinaio di presenza, che questo è molto particolare, di birmani che sono fuggiti dalla guerra, da situazioni di povertà, ma soprattutto dalla situazione della crisi che attualmente c'è in Birmania e che vengono qui per lavoro. E quelli costituiscono un po' un nucleo importante della comunità di Lamphun, per cui la comunità di Lamphun è molto anche e dopo c'è tutto il discorso del dialogo, anche se vuoi dei rapporti interreligiosi, perché comunque Lamphun è anche una roccaforte, se vuoi, del buddismo nel nord della Thailandia, un po' un centro da dove è partita anche la diffusione della religione buddista nel nord della Thailandia, per cui i missionari che sono lì, Don Bruno e Don Ferdinando, anche mantengono rapporti interessanti, belli, di amicizia, di conoscenza reciproca con i monaci di alcuni monasteri importanti, ecco, e in più continuano a mantenere queste relazioni. Ecco, la missione in Thailandia, tutte le missioni forse, ma anche soprattutto qui, è fatta di piccoli numeri e di tante relazioni che si stringono nella semplicità, senza anche quell'ansia dei numeri, appunto, è fatta proprio di relazioni, di vita che interessamento reciproco. Sì, quindi le La parola. relazioni. Sì, aspetta, ti blocco un attimo anche per così dinamicizzare un po' e così i nostri, così chi ci segue coglie alcuni aspetti. Ti chiedo due cose. Quanto dista Lamphun da Chaeon? Quindi tu rispetto a Don Bruno, quanta distanza c'è? Proprio fisica? Allora, Lamphun allora, io sono a Chiang Mai, da Chiang Sì, Mai da scusa, c'è Lamphun mai. sono 25 chilometri da Lamphun, proprio, cioè, praticamente Lamphun sarebbe un po' la zona industriale di Chiang Mai, anche se è un'altra provincia, però la Ok, città di Lamphun è un po' la zona industriale di Chiang Mai, siamo a 25 chilometri, mezz'oretta sì. neanche. Ma ogni E quanto vi vedete voi? mentre Ogni quanto vi incontrate? dipende, capita almeno una volta o due al mese di sicuro, poi anche di Mhm. più magari capita.
Poi anch'io, sì, cioè dipende molto dagli impegni reciproci, no? Perché a volte Mhm. non corrispondono gli orari, i tempi, e, così, però poi mentre c'è Home è a 2 ore da Chiang Mai, ecco, sono Ok, 160 chilometri, ecco, che è la anche sede, lì. che è la sede della diocesi, giusto? No, Chiang Mai è di sede di diocesi, sì, sì, sì. C'è mai la sede delle... E Chaeom è l'altra parrocchia dove c'è Don Bruno. Dove c'è Don Bruno Rossi con il progetto Ah, di ok, Laudato ok. Si. Quindi siete dislocati in tre luoghi diversi in questo momento. Sì, qui le distanze sono molto Sì, diverse. sì, sì, d'accordo, Per cui d'accordo. per dire tra una parrocchia e un'altra vai da in mezz'ora alle 6 ore anche Sì, di mhm, viaggio, mhm. dipende da che parrocchia dove Sì, vai, sì, insomma, sì, ecco. sì. La diocesi, da un estremo all'altro della diocesi sono 12 ore di macchina, più o meno 10 ore Sì, di sì, macchina. sì, sì, sì. Mm. È molto interessante, mi piace molto questo discorso, no? Questa scelta di anche entrare dentro la dinamica diocesana, che è quello che fai tu, perché sì, non è così scontato, ma credo che sia un segno molto interessante che va proprio incontro comunque alla bellezza del lavorare insieme fra diocesi, no? Perché obbliga sia te che gli autoctoni, diciamo i thailandesi, a trovare uno stile di vita, di condivisione univoco il più possibile. Quindi questo mi piace tantissimo. L'altra cosa che volevo approfondirsi ancora di più, questa sfida interreligiosa da una parte, ma anche dal punto di vista dell'evangelizzazione. Come vanno? Quando ci siamo sentiti al telefono, tu mi hai detto che è un momento particolare, no? Perché il cristianesimo in questo territorio sta suscitando un po' di movimento. Mi sbaglio? Ci puoi raccontare? Sì, sta suscitando un movimento, ma stiamo parlando di piccoli numeri. Pensiamo ai cattolici in Thailandia, siamo lo 0,4% della popolazione, per cui la diocesi di Chiang Mai magari forse un po' di più, perché la presenza cattolica si è radicata di più, soprattutto fra le etnie dei monti, no? Che provengono da un retroterra animista più che buddista, no? Ecco, per cui mentre il cristianesimo effettivamente ha difficoltà a entrare nel mondo buddista, no? Non perché ci sia opposizione, perché anzi forse proprio la grande tolleranza del buddismo porta anche alla difficoltà magari di dire uno sì, mi converto, cioè ti accetto volentieri, ti ascolto, parliamo insieme, facciamo anche qualcosa insieme, però io resto buddista perché comunque è la religione in cui sono nato, in cui sono cresciuto, no? Però, ecco, è una diocesi che sta crescendo, quella di Chiang Mai, sì, ti dicevo che ogni anno siamo sull'ordine dei 2000 battesimi, e che non sono pochi pensando a 35 parrocchie, insomma, no? Ecco, per cui 2000 battesimi all'anno, anche interessante. E poi anche qui in cattedrale è interessante perché ci sono buddisti che chiedono di diventare cristiani, e ciò che attira del cristianesimo è sicuramente, sono almeno due o tre filoni. Sicuramente il primo è la carità, nel senso che quell'amore gratuito che nasce dalla vita e dalla testimonianza dei cristiani, quindi anche un aiuto senza chiedere nulla in cambio. Il secondo filone, secondo me, che ho visto è proprio la spiritualità, anche nel senso che uno che trova qualcosa, anzi trova qualcuno, trova Gesù Cristo, perché in un momento magari di difficoltà è entrato in una chiesa, si è fermato in silenzio, ha sentito qualcosa di particolare, oppure ha visto, cioè ha trovato qualcosa, insomma, attraverso qualche canale, attraverso il messaggio, ha trovato un messaggio importante che arriva da Gesù stesso, insomma, quindi l'incontro con lui personale anche. E poi sicuramente anche il discorso liturgico, ad esempio, tanti si avvicinano con curiosità a quello che può essere una messa. Cioè, capita che ci sono buddisti che entrano in chiesa e vengono a partecipare alla messa, ecco. Quindi anche quello attira e fa conoscere.
E poi appunto la comunità e lo spirito di comunità. E poi giustamente anche al giorno d'oggi ormai il mondo è globale, per cui passa anche attraverso internet, attraverso le certo. notizie. Il Papa è venuto in visita, ha aiutato Mhm, molto nel 2019, no? Poi i monaci sono andati dal Papa in visita anche dalla mhm, Thailandia, per cui ci sono una serie di scambi che sicuramente sempre di più il mondo mhm. è un mondo più unito, ecco, dal punto di vista comunicativo, di messaggi e anche religioso forse. Certo. Poi chiaramente sia il buddismo che il cristianesimo, sia qui che in altre parti del mondo, penso che tutte le religioni vivono anche la sfida del secolarismo del momento attuale, insomma, no? Ecco, del consumismo, il secolarismo, l'individualismo, quelle che sono i mali dell'Occidente che sono diventati ormai globalizzati, no? Ecco. Sì, sì. Eh, No, è molto interessante quello che dici perché effettivamente siamo in un'epoca di grande cambiamento. La globalizzazione ha cambiato i messaggi, questo è interessante, però quello che mi piace di quello che racconti è che oggi l'incontro umano prevale sulla questione anche religiosa, no? Tu dici sì, è vero, noi siamo cristiani o sono buddisti, ma quello che è importante è custodire delle relazioni buone, no? Che sono positive e costruttive. Questo secondo me è un valore grandissimo, no? Che ci serve anche per superare le certo. differenze, per superare, no, i piccoli microcosmi che ci creiamo per proteggerci anche probabilmente, però che in realtà poi sono fini a se stessi perché alimentano l'individualismo. Allora, io volevo solo informare i nostri ascoltatori che la diocesi di Vittorio Veneto, da quando è nata la missione, ha sempre, anche se non ha potuto mai inviare missionari direttamente, Fidei Donum, anche perché i numeri sono sempre stati un po' ridotti delle disponibilità e la nostra diocesi è un po' più piccolina rispetto, non so se penso a Padova, Verona e Vicenza, però in realtà a livello di presenza, anche come sostegno alla missione, noi siamo sempre stati presenti perché ogni anno tutte le diocesi del Triveneto contribuiscono con un contributo che favorisce, no, la vostra presenza lì in Thailandia e quindi Certo. ringraziamo veramente tutte le persone che in questo senso in questi anni ci hanno aiutato, hanno creduto fortemente. E poi c'è il canale. Posso testimoniare e dire che Vittorio Veneto è sempre stata presente e ci ha a cuore, ecco, per cui vi ringrazio davvero, Ecco, grazie anche a te Maria, grazie insomma che hai tenuto vivo e tieni vivo sì. questa missione, insomma, Sì, sì. questa passione Abbiamo per già la missione. deciso che verremo a fare un viaggio missionario là o verrò io a trovare o faremo una comitiva qua. Ho un Bravi, po' di bravi. persone che vorrebbero, anche Federico mi sembra che vorrebbe venire, Portate quindi anche il nuovo vescovo, ecco, ecco, magari. potremmo proprio venire con, che tra l'altro è un tuo collega, diciamo, perché viene dalla diocesi di Sì, Padova, quindi sì, sarà bellissimo, sarebbe bello, proprio molto bello. Eccolo qua presente. eccolo. Eccolo lì, Riccardo, Signor Riccardo. Allora, un'altra cosa, perché oltre all'aiuto alla missione in generale, c'è anche un altro filone che abbiamo citato prima, che è quello delle adozioni, no? Perché ci sono dei progetti specifici verso i quali è possibile chi vuole, insomma, offrire una propria interesse, insomma, aiutare e sostenere. Quando parliamo di adozioni non è il classico, no, termine che noi conosciamo, quindi adottare un bambino, noi adottiamo un progetto perché così si favorisce non solo l'aiuto ad una singola persona ma alla collettività. Ci vuoi dire due parole Certo. dove tra l'altro le offerte di quest'anno verranno destinate così chi offre sa dove vanno? Sì, attualmente come Triveneto, proprio anche, sapete, dicevo prima che abbiamo riconsegnato la parrocchia di Ceom, che è la parrocchia originale, però appunto i progetti di sostegno allo studio dei ragazzi, in particolare di questo centro per i ragazzi, che è il centro Maria Porta del Cielo di Bancruei, continuiamo a contribuire economicamente perché anche per non gravare, oltretutto non solo non gravare, anche per assicurare una continuità, perché attualmente non è che la chiesa locale abbia risorse economiche da poter affrontare tutti i bisogni che ci sarebbero, ecco. Per cui il sostegno economico da parte nostra e da parte del Triveneto è ancora importante
ecco, il sostegno a distanza, in particolare che il Triveneto, le diocesi del Triveneto e Vittorio Veneto anche, vanno a favore di questo centro di Banclue, che Banclue è il villaggio in cui è collocato questo centro e che ospita attualmente una 20-25 ragazzi che delle elementari, medie e superiori, che appunto dai villaggi dove sono scendono in questo centro, specie di collegio, ecco, un ostello che è collocato vicino alle scuole, per cui hanno la possibilità di frequentare con regolarità la scuola, anche perché durante la stagione delle piogge spesso certe strade che vanno ai villaggi sono poco praticabili o sono pericolose, per cui vivono con più serenità questo tempo di studio nella scuola e lì possono anche ricevere una formazione più ampia, umana, cristiana, e sono seguiti da un animatore, un'animatrice, e vivono in questa specie di ostello che diventa una casa, un contesto familiare anche più ampio, dove vivono un'esperienza di comunità che sicuramente è formativa, oltre che a ricevere la possibilità di andare a scuola, ricevono anche una formazione comunitaria, vivono delle relazioni belle, vivono la possibilità anche di conoscere meglio il catechismo, conoscere meglio Gesù, condividere la parola e fare una bella esperienza. Ecco. Oltre a questo aiutiamo anche i ragazzi nei villaggi, quelli che magari, perché le scuole elementari magari sono più comode ad alcuni villaggi e lì magari hanno più bisogno di un sostegno, una borsa di studio per comprare l'uniforme scolastica piuttosto che per la mensa o per il trasporto, no? Ecco, per cui alla fine aiutiamo in tutto attualmente tra i ragazzi che sono nell'ostello e quelli che non sono nell'ostello si aiutano circa una ottantina di ragazzi, insomma, ecco. Non sono i numeri di 20 anni fa, quando si aiutavano anche 500 ragazzi, perché anche qui sta diminuendo il numero delle nascite, ecco. E sta cambiando la situazione sociale anche qui, tanti poi anche giovani non sempre restano nei villaggi, vanno verso le città, no? Ecco, comunque questa è la destinazione a cui vanno le offerte di questi sostegni a distanza, più che adozioni, no? Chiamiamoli sostegni proprio perché anche per rispetto, perché comunque non sono ragazzi orfani, no? Sono ragazzi che hanno famiglie e genitori, solo che hanno magari una situazione finanziaria che non gli permette di avere tutto quello che gli serve per vivere e crescere in maniera sì, in maniera appunto globale, ecco. E quindi sono sostegni di progetti, ecco. Ecco. Quindi grazie Grazie. ancora per No. quello che fate. No, io credo che anche dobbiamo ringraziare davvero alcune persone in particolare, che non nominerò oggi, però ci sono dei fedelissimi che sono veramente anni, che ogni anno assicurano un contributo anche non Certo, proprio piccolo per queste missioni e certo. quindi credo che sia Anch'io ho doveroso presente i veramente. nomi, anch'io ho presente i Eh? nomi. Anch'io ho presente i Esattamente, nomi, me li sì, ricordo, ecco, perché poi esattamente. il bello di questi sostegni a distanza è vero che non ci sono tante comunicazioni, perché noi limitiamo male le comunicazioni 2 volte all'anno, gli auguri di Natale, poi una lettera a fine anno scolastico per aggiornare. Però il bello è comunque che si crea, almeno da parte mia come lo vivo, perché sono io che gestisco un po' i progetti, sento che si crea una comunicazione, Sì. una sintonia, e li ricordiamo anche nella preghiera. Quando scriviamo che vi ricordiamo nella preghiera non è solo una roba così pro forma, è una cosa vera, insomma, ecco, per cui Bello, dai, speriamo che si unisca ancora altra gente, ma veramente con il senso di essere vicini a voi, a quello che fate, perché cioè, ci hai ricordato chiaramente che tu sei lì anche a nome della diocesi di Vittorio Veneto, insomma, quindi attraverso questa esperienza assolutamente. si superano i confini e noi vogliamo veramente insistere su questa cosa che in qualche modo è la bellezza della Chiesa universale, no? Siamo tutti popolo di Dio, non c'è differenza, non c'è Certo. confine e che i confini sono amministrativi, servono per sopravvivere, però in realtà il cuore è universale, deve essere tale, deve essere garantito. A proposito di cuore, ti chiedo, no, siamo un po' quasi in chiusura, però volevo dirti, no, questa Quaresima ci ha accompagnato in questa Quaresima la riflessione sulla Dilexit Nos, che è questa ultima enciclica, e sono un po'
curiosa, ti chiedo questo, no? Questa dimensione del cuore nella cultura thailandese, come è, come dire, come è vissuta, come è percepita, come è considerata? C'è, si percepisce, c'è, se ne parla, è una dimensione, insomma, se ci racconti qualcosa che sono curiosa, ecco. Sì, beh, il cuore è molto importante, diciamo che è interessante che ci sono tanti termini in Thailandia che si usano e che coinvolgono il cuore, no? Non so, per esempio, il termine conoscere, no? O capire, no? Meglio, il termine capire, qua si dice Khao Chai. Khao Chai, il cuore vuol dire che entra nel cuore, quindi quando si conosce qualcosa, si capisce qualcosa, vuol dire che è entrato nel cuore, no? Oppure, ad esempio, quando vuol dire che sono triste, si dice sia chai, chai vuol dire cuore, no? E sia chai vuol dire che un po' il cuore è triste, è ammalato, il cuore, no? Quindi questo termine cuore è molto presente anche nella lingua thailandese, nella cultura, se vogliamo. Però quello che affascina anche ad esempio per i cristiani è proprio questa, l'esperienza dell'incontro gratuito con Cristo e la libertà che nasce da questo, no? E l'esperienza dell'amore gratuito è proprio una delle cose che attira anche del cristianesimo. Quindi il cristianesimo si diffonde, come diceva anche Benedetto XVI, ma come dice anche l'enciclica, è un po' per irradiamento, per irradiazione, nel senso che è qualcosa che si è interessante, insomma, che è proprio una comunicazione d'amore, ecco. È una cosa che leggendo un po' anche l'enciclica, che ritorna a questo, no? Che alla fine la missione è portare l'annuncio dell'amore di Cristo che si è manifestato appunto in Gesù Cristo, nella sua croce, nella sua passione, ma nella sua resurrezione, in tutta la sua vita. E è una cosa che qui in Thailandia mi ha colpito una frase della enciclica così, no? Non importa se riuscirai a vedere i risultati, ma non smettere di vivere la gioia di cercare di comunicare l'amore di Cristo agli altri. E penso che sia proprio questa anche l'idea della missione, ma anche nelle nostre chiese ormai, no? Perché a volte non importa il risultato, importa davvero la gioia con cui viviamo questo amore di Cristo e lo portiamo agli altri, ecco, per cui è quello che vorrei anche lasciarvi un po' come idea, perché in questo, se ci guardiamo i risultati, potremmo anche tornare a casa domani da questa missione. Grazie di questo messaggio perché ci piace Sì. tantissimo. Volevo chiederti se ci dici qualcosa in thailandese, perché non ti ho neanche, non abbiamo parlato delle questioni dell'impatto della lingua, ma ci piacerebbe che ci dicessi una frase, una benedizione, ecco. Fai una benedizione in thailandese, vediamo, Una sono molto... benedizione in thailandese. È Va possibile? bene, no. Vai. È una lingua molto complessa, ci vogliono anni. Per Comunque, quello. va bene, volentieri. Va bene, di una benedizione in thailandese. ขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์ภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน Non capivo niente, Amen. ma mi fido. Allora, Don Raffaele, ti ringraziamo di cuore, Kokun Krap. davvero, di cuore, E ecco, qui ci si anch'io mi saluta aggrego, così. che bello questo saluto, no? E davvero è stato, non sarà la fine dei nostri appuntamenti, ci sentiremo ancora, magari possiamo provare una volta a sentire anche i tuoi colleghi di Lampung, così vediamo anche la dimensione di Sì, beh, quell'esperienza lì, così sentiamo le varie voci. Il desiderio era proprio di tenere vivo questo collegamento e sono certa che dopo questo momento di revival, di ritorno su queste vibrazioni, resteremo connessi anche per il futuro e chissà mai davvero che non siamo in grado di venire a trovarti. E se tu vieni in Italia, magari in vacanza, ti aspettiamo qua in diocesi proprio per una testimonianza diretta con foto, immagine, quello che è. Quindi grazie veramente di cuore, Don Raffaele. Prima di chiudere con un cin cin alla Te dei missionari, volevo ringraziare
tutte le persone che domenica scorsa hanno seguito in diretta l'ingresso nella parrocchia di Taniasciù di Don Paolo Salattin, perché noi abbiamo questo Fidei Donum, insomma Don Marco ricordiamo che tornerà a casa e Don Paolo Salattin riprenderà il posto di Don Marco, ha cominciato già il suo servizio domenica scorsa. Abbiamo osservato, Federico mi raccontava, veramente una partecipazione grandissima, quindi grazie di cuore a chi ci segue anche per le trasmissioni del Tè con i missionari. Questo è quanto, nell'aspettarci, nel vederci la prossima settimana. Don Raffaele, facciamo il nostro cin cin con la tazza thailandese e buona Quaresima, grazie, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti lì in Thailandia, ciao Don Raffaele, ciao. Ciao.